Questo in italiano. Allora, torniamo qui a noi. Abbiamo visto che appunto stava parlando un po' dell'apertura di altri mercati e che il prodotto sia idoneo ad affrontare questi mercati, perché tante aziende non ne sono assolutamente a conoscenza. Esatto. Lei mi faceva l'esempio degli Stati Uniti con determinate tipologie di prodotti. Esatto, sì. La lascio continuare su questo versante perché poi arriviamo anche a che cosa ha bisogno sostanzialmente invece un mercato come quello iraniano, ma dopo anche capire il paese come è messo. Sì, partiamo quindi da questa analisi che abbiamo fatto, da questo presupposto anzi che le nostre aziende hanno bisogno di cercare. Veramente molte sono con la canna o con la classica canna del gas, eccetera. Il fatto sta che hanno veramente la necessità di non sviluppare, ma di conservare il volume produttivo, che lei ben sa che si è ridotto in maniera drammatica. Abbiamo perso in 10 anni il 27% della capacità produttiva, e quindi con i conseguenti anche riflessi, diciamo, occupazionali. Quindi le aziende per mantenere i livelli produttivi devono cercare nuovi mercati. Quindi abbiamo detto la Russia ha perso il 30% circa, in alcuni settori molto di più. Quasi tutti i BRIC stanno rallentando, anche la Cina purtroppo meno 8%. Di esportazioni italiane verso quel paese. Poi la Cina costituisce un altro paese da analizzare con grandissima attenzione, perché ha una sovrapproduzione pazzesca di difatti dati anche di materie prime piuttosto preoccupanti, che parlano di 2 milioni di operai espulsi in pochissimo tempo dalle fabbriche cinesi. Brasile, abbiamo detto, situazione piuttosto pesante. L'India sembra che sia lì, quindi queste aziende per forza devono cercare nuovi mercati. Adesso c'è l'opportunità dell'Iran. Io ho partecipato a una grande missione che ha fatto il nostro Ministero dello Sviluppo Economico a novembre, con 300 aziende partecipanti. L'interesse sicuramente c'è, le opportunità ci sono, però anche lì bisogna stare molto attenti, voglio dire, non è così semplice. Qual è la situazione? La situazione è questa. Innanzitutto c'è ancora molta, chiamiamola così, non chiarezza sulla effettiva liberalizzazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti finanziari, bancari. C'era la lista delle blacklist delle banche, messa in una lista, diciamo, di banche che non potevano negoziare flussi di denaro con aziende italiane. Quindi trovare un appoggio anche con una banca è fondamentale, perché praticamente finora non è che si sia interrotto del tutto l'import-export, si è ridotto, ma non si è ridotto del tutto. Perché? Leggo soltanto un messaggio. Buongiorno a tutti, in particolare a Elena di un bel 8 marzo, ringraziamo il telespettatore. Io sono del settore primario, ma già parlando con le nostre associazioni, il nostro settore si sta avviando verso un serio declino, scrive Lorenzo. Sì. Quindi testimonianza di quanto diceva. Ai noi. Non stiamo assolutamente dicendo nulla di più di quello che è la realtà di tutti i giorni. Quindi diceva, una cosa, puntare l'attenzione sulle banche, perché non tutte le banche possono finanziare, ci sono delle banche che non possono proprio mettersi a contatto. Al momento ci sono solo 4 banche iraniane che sono riabilitate, diciamo, a operare con l'estero. Ecco. E difatti oggi pomeriggio diremo i nomi di queste 4 banche. Delle 11 banche diciamo del sistema ABI che erano presenti anche alla missione a novembre, non tutte hanno ancora deciso come ripristinare l'attività verso l'Iran. Noi ci siamo avvalsi della consulenza del Monte dei Paschi di Siena, perché
sembra essere l'unica banca che in questi anni non ha, diciamo, ha continuato ad operare per sostenere i flussi finanziari con le nostre aziende in Iran. Tanto è vero che oggi faranno appunto una relazione sulla nuova operatività del sistema bancario sia iraniano che italiano. Ma detto questo, l'Iran perché può essere un mercato interessante? Prima di tutto perché storicamente c'è sempre stata una vicinanza tra Italia e Iran. Molte opere pubbliche, le principali autostrade piuttosto che molte infrastrutture tipo porti eccetera, sono state realizzate dalle grandi aziende italiane. È un po' come la Libia, diciamo, ecco, è un po' come la Libia, anche se gli aspetti chiaramente sono diversi. C'è una simpatia molto diffusa verso l'Italia, verso gli italiani, verso tutto quello che è italiano, quindi anche verso il nostro Made in Italy. È un paese di giovani, perché su 80 milioni... Con una cultura medio-alta, peraltro. Esatto, su una popolazione di 80 milioni di abitanti abbiamo la stragrande maggioranza che sono sotto i 35 anni e ogni anno si laureano 700.000 giovani. 700.000 giovani che entrano anche nel mercato produttivo. Quindi riescono a trovare lavoro lì in Iran, contrariamente, perché da noi è una quando uno si laurea inizia la sua agonia. Riescono no? a trovare lavoro soprattutto perché il governo iraniano spinge molto verso le start-up, quindi soprattutto verso quelle che sono, come qui in Italia, diciamo, le start-up, chiamiamole innovative, ce ne sono già 2-3 mila in tantissimi settori, soprattutto nel settore dell'e-commerce e nel settore della comunicazione, cioè nei servizi, sostanzialmente dei servizi. Poi altro fattore molto interessante. Quindi questi sono potenziali consumatori, mentre da noi sì, il giovane laureato, poveretto, non è neanche un consumatore, tale, non è un responsabile acquisti. Diciamo questo, che però... Lo sarebbe, però. Ecco, diciamo questo però, che sono sì consumatori, ma non sono consumatori ricchi. Nel senso che i livelli di stipendio sono nella media piuttosto bassi. Parliamo di salari, stipendi anche nelle professioni tipo agenzie di comunicazione piuttosto che so, in banca o in altri, attorno ai 500-600 euro certo. al mese. Insomma. Quindi ecco, infatti, come fanno le nostre aziende a proporsi a questi mercati con noi che abbiamo una tassazione altissima, le produzioni che costano tantissimo, la manodopera, che sono tutte queste solite cose che sappiamo? Quindi diciamo sono sì come dire, tanti giovani che però non è che dispongano di... E quindi cos'è che fanno? La maggior parte non fa un solo lavoro ma fanno più lavori, ecco, quindi diciamo, cercano quindi di arrotondare, quindi di portarsi a livelli... E per contro il costo della vita è alto, perché i prezzi sono molto alti. Sono cresciuti nel tempo e quindi c'è stata anche una conseguente inflazione, oppure... Sono cresciuti nel tempo, anche a causa dell'embargo che c'era, per cui della difficoltà di importare prodotti e quindi... La Repubblica Islamica dell'Iran cosa vuol fare? Vuol fare praticamente decollare l'economia iraniana. In che modo? Nel modo classico di attirare soprattutto investimenti produttivi dall'estero. Negli incontri che noi abbiamo avuto con realtà imprenditoriali iraniane, tutti ci hanno detto noi siamo felicissimi di importare i vostri prodotti se però li producete qua. Ecco, quindi c'è un... infatti non mi tornava, che come appunto, facciamo noi, produrli qui ci costano tantissimo e poi... Quindi voglio dire, il leitmotiv è questo, cioè venite qua a produrre, facciamo queste famose classiche joint venture
perché altrimenti noi non importiamo nulla. Non importiamo nulla perché abbiamo talmente tale barriere di carattere normativo e di carattere doganale. Proprio parlavo ieri con un'azienda di calzature per ospedali e mi diceva che un prodotto che qua costa 70 al grossista in Iran va a costare 120. Impossibile. Impossibile. Quindi attenzione, cioè l'Iran è sì un grande paese, poi diremo anche che ambizioni ha, che strategie ha, però è un paese che è ancora molto chiuso da questo punto di vista. È proprio con una politica protezionistica. Quindi si parlerebbe di non internazionalizzare ma delocalizzare? No, ci sono due diciamo, chiavi di lettura della delocalizzazione. Due termini difficili: internazionalizzazione e delocalizzazione nel nostro lessico. Quella che è stata fatta, ad esempio, la classica delocalizzazione degli anni 80-90, teorizzata anche da qualche associazione di industriali tipo Treviso, per esempio, che ha addirittura in Romania c'è stata una trasferta di massa. Esatto, 7.000 aziende di Treviso delocalizzate, di Treviso dal Veneto delocalizzate in Romania. E quella è stata una delocalizzazione selvaggia che ha prodotto che cosa? L'impoverimento del nostro tessuto economico, migliaia e migliaia di espulsioni dal mondo del lavoro e quindi ha creato una situazione di recessione che abbiamo avuto pesante, a differenza di altre regioni del Veneto, molto più pesante nel Veneto. Ma questi imprenditori... Questa è stata questa delocalizzazione, tanto è vero che adesso molte aziende stanno tornando indietro perché hanno scoperto che tutto sommato un nostro operaio rende quasi quasi di più che non di un operaio a livello di costo per unità produttiva, no? Anche se i salari chiaramente sono più alti. Il discorso che invece il governo iraniano vuol fare è un discorso diverso, cioè di dire delocalizzate, venite a produrre qui insieme con le nostre imprese per vendere nel mercato iraniano, non solo, ma per vendere anche in tutto quello che è il bacino del Medio Oriente, perché non dimentichiamo che l'Iran, per la situazione geografica in cui si trova e per il tipo di equilibri e anche assetti politici che ci sono nell'area, può veramente diventare una nuova porta d'accesso per un mercato stimato di circa 480 milioni di persone. Cioè Tanto è vero che stanno pensando anche di andare in competizione con gli Emirati Arabi, che sono stati sempre la porta d'accesso non solo per il Medio Oriente ma anche per poi tantissimi altri paesi, soprattutto anche dell'Africa, ma pensiamo anche a tanti altri paesi. Per cui la strategia dell'Iran è questa: venite qua a produrre e soprattutto a noi ci interessa la vostra tecnologia. E quindi questo è un fattore molto, molto importante. Però non pensiamo che l'Iran sia arretrato dal punto di vista tecnologico. Io ho avuto l'opportunità di visitare diverse aziende meccaniche, del settore della meccanica, e siamo rimasti basiti, veramente esterrefatti dalla qualità e dal livello tecnologico di queste aziende. Di altissimo livello. Di altissimo livello. Sono investimenti quindi che verrebbero fatti, però che costano, insomma, non è che si pensa di andarla a quattro mura, insomma. Quindi per me sono opportunità che loro ci possono dare, cioè di dire trattiamo alla pari, venite qua a produrre, facciamo degli accordi commerciali, distributivi qui in Iran, non dovete licenziare nessuno perché usiamo la nostra manodopera, usiamo la vostra tecnologia
e vi apriamo le porte ad un bacino di potenziali clienti di quasi 500 miliardi di persone. Poi l'altro fattore molto importante è questo, che la realtà delle imprese iraniane è molto simile alla realtà della nostra piccola industria. Hanno più o meno le stesse cifre che abbiamo noi in Italia, cioè il 90% delle aziende iraniane sono piccole e medie aziende. E quindi questa è Io ho fatto, e difatti le aziende che ho visitato avevano 15, chi 20, chi 30, chi 50. Ma certi prodotti, dopo vedremo anche quali prodotti sono, sì, perché dobbiamo andare in pubblicità, sì, ma certi prodotti allora non potrebbero produrseli da sé? Sì. Quindi, sì, o una volta preso il know-how, certo, ma non sono come i cinesi. Quindi non copiano, quindi sono diversi. Ecco, no. Bisogna appunto capire determinate differenze. Poi quali sono le tipologie, di che cosa ha bisogno Certo. questo paese, perché questa è un'altra cosa, lei ha detto c'è un target di un certo tipo, il big spender esiste o non esiste, perché a parte i giovani che non lo sono, insomma varie considerazioni, tra poco dopo la pubblicità.